Consistente calo del numero dei lavoratori che operano nel settore delle costruzioni ed Agrigento. Il dato non è affatto rassicurante, la percentuale dei lavoratori è scesa e la situazione in una prospettiva del lungo periodo non sembrerebbe dare segnali di miglioramento. Il numero degli occupanti è sceso da 15.321 a 7.300. Il dato, emerso nel corso del terzo appuntamento di Edilcassa Sicilia, ha fatto discutere molto i relatori nel corso del meeting. Sete ne piange, Sparta non ride. In provincia di Agrigento, nelle micro e piccole imprese con meno di 50 addetti delle costruzioni, gli occupanti sono 4.572, il 94,9% dei lavoratori totali. Sono 2.278 gli addetti nelle imprese attive e artigiane delle costruzioni di Agrigento. I dati che riguardano la nostra provincia fanno paura, ha tuonato Alfonso Russo, presidente di Confartigianato Agrigento. Non possiamo pensare che le cose cambino se non facciamo qualcosa di diverso. C'è bisogno di innovazione ed è necessario un taglio cesareo ideologico. Bisogna virare e cambiare mentalità. Abbiamo bisogno anche dell'aiuto della politica, ci agevolino con sgravi fiscali o rendano più accessibile l'accesso al credito. E sempre in merito alle problematiche del credito sono emersi altri intoppi. Il crollo dei prestiti è superiore al 20% ed è quasi dimezzato anche il dato che riguarda il valore aggiunto del settore, che ammonta a 270 milioni di euro, il 7,6% di quello regionale. C'è una crisi tremenda in tutta la Sicilia, ma soprattutto nel nostro territorio, commenta Francesco Giambrone, presidente di ANAEPA Confartigianato di Agrigento. Il settore dei lavori pubblici qui da noi non esiste più, i soldi stanziati dalla comunità sono stati spesi male, adesso ne paghiamo le conseguenze. Basti pensare al fatto che, termina Giambrone, in provincia non si fanno costruzioni, eccezion fatta per piccoli interventi di manutenzione.